del capitale sociale con un valore pari ad euro 5.500. Con delibera della Giunta Comunale numero 211 del 19 settembre scorso, avente ad oggetto appunto la ricognizione delle società partecipate nel Comune di Cavolo e verifica dei presupposti per il loro mantenimento, viene dato atto che la società Residenza Veneziana SRL non presenta al 31 dicembre 2012 il bilancio inutile negli ultimi 3 esercizi. Infatti l'articolo 3 al comma 27 del 28 e 29 della legge 244 del 2007 dispone la liquidazione delle società già costituite, ovvero la cessazione delle quote di partecipazione nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica in cui le società appunto già costituite non abbiano al 31 dicembre 2012 il bilancio inutile degli ultimi 3 esercizi. La società in oggetto rientra nella fattispecie di cui al punto precedente e pertanto si rende obbligatorio procedere alla dismissione della quota pari allo 0,50% detenuta dal nostro ente. Si propone quindi di deliberare la dismissione della partecipazione del Comune di Cavolo nelle società Residenza Veneziana SRL nella misura dello 0,5% del capitale sociale pari appunto ad euro 5.500 e di demandare al segretario generale tutti i conseguenti adempimenti. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Mettiamo allora ai voti questa delibera. Voti favorevoli? 15 voti favorevoli, si approva all'unanimità. Passiamo ora al settimo punto dell'ordine del giorno. Ratifica delibera Giunta Comunale 175 avente progetto variazione numero 2 di urgenza bilancio dell'esercizio 2013. Relazione all'assessore Minori. Carissimi consiglieri, la Giunta Comunale in via d'urgenza, secondo ovviamente i termini di legge, ad inizio agosto ha deliberato la seconda variazione del bilancio di esercizio 2013 e ciò fa quindi nascere la necessità di doverla ratificare entro i 60 giorni successivi ed oggi è l'ultimo giorno disponibile. L'argomento è già stato sottoposto all'esame della terza commissione consiliare e dal responsabile del settore finanziario, dal segretario comunale nonché dal revisore dei conti, che sono ovviamente gli organi competenti predisposti a tale scopo. Ci arrivano i pareri favorevoli sia sulla legittimità dell'atto sia ovviamente sulla regolarità tecnica e contabile e infatti tali pareri si trovano allegati al presente atto. Si propone pertanto di far deliberare al competente Consiglio Comunale di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di Giunta Comunale numero 175 del 1 agosto 2013 avente ad oggetto variazione numero 2 in via di urgenza al bilancio di esercizio 2013 che ovviamente viene allegata in copia al presente atto. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Capogruppo Commisso, prego. Sì, grazie, solo perché è un'informazione che mi è sfuggita in commissione. Nella variazione c'è un 20.000 euro relativi all'appalto servizio custodia cimiteri. Forse mi è sfuggito, ma non ho visto nell'allocutorio che siano stati fatti degli appalti in questo senso. C'è da dire dove... È a pagina 10 della pagina 10 proprio la prima riga. Da un anche dirigente, vediamo se... Sì, se ci dà un riferimento preciso. Quello che prevede la funzione iniziale.
20.000 euro o carichi urbanistici di realizzazione di opere pubbliche. No, su questo schema qua. Sì, il dirigente di settore non ha comunicato di preciso questa variazione di capitolo che passa, mi sembra, da 77 a 97, appunto relativamente al... Proseguiamo con la discussione, nel frattempo recuperano il dirigente dei lavori pubblici. Ci sono altri argomenti per domande? Capogruppo commesso. Sì, giusto per integrare un attimo i motivi della domanda. Se non mi sbaglio, è stato un appalto triennale su questo tipo di servizi e adesso la cifra non mi torna a 77.000, forse più bassa, e quindi non mi torna il fatto che sia stato integrato con ulteriori 20.000 euro, di cui non mi ricordo che siano stati oggetto di un altro appalto, era solo questo. Il capogruppo commesso probabilmente potrebbe derivare da una modifica, cioè da una conseguenza a livello di previsione contrattuale, per cui non era necessario fare il passaggio, allora ce lo verifichiamo. Assessore Testo, prego. Sì, scusate, io subentro, se mi ricordo bene, comunque avevamo avuto delle tumulazioni in più, dei costi in più che altro la voce che risulta non dovrebbe essere, cioè l'oggetto era, se il dirigente mi conferma, la voce messa a capitolo. Sì, però è una voce generale, non è che siamo andati a fare un appalto perché era stato stanziato 77, siamo arrivati ai 90 e qualcosa, era una spesa in più. Chiedo scusa se sono intervenuta, ma... Lo dico io. Alla circostanza che ha iniziato l'assessore si aggiunge anche un'operazione consistente di stimolazioni straordinarie nel civile del cartotone. Sì, stiamo sistemando tutto quanto, comunque, ecco, non era un appalto, ma una spesa che abbiamo avuto, però la voce è stata riportata così. Con il capogruppo commesso per... Sì, scusi, non ho capito se è un appalto, e quindi va fatto in gara o non è un appalto, perché qui è scritto appalto. Se dice che non è un appalto o un'integrazione, quello è un lavoro extra, non... Credo, capogruppo commesso, ma credo sia stato un errore sulla formulazione della dicitura. No, la dicitura è giusta, ma non c'è stato noi abbiamo avuto... No, allora, le modalità di esecuzione delle tumulazioni e delle stimolazioni, comunque della gestione del cimitero, è gestita esternalizzandola a ditta privata, quindi mediante appalto. Chiaro che la formulazione del capitolo è corretta, si tratta comunque di remunerare un appalto, no? D'accordo? Dopodiché l'importo è variabile a seconda delle prestazioni che si vanno a chiedere, perché siamo sempre all'interno di un range, di una soglia che è quella che ci consente di affidare le prestazioni al medesimo contraente. D'accordo? Grazie, dottor Nobile. Mettiamo ai voti la delibera. Voti favorevoli? 10 voti favorevoli, voti contrari? 5 voti contrari.
Il punto viene approvato con 10 voti favorevoli e 5 contrari. Passiamo ora all'ottavo punto all'ordine del giorno, verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Relazione all'assessore Minore. Grazie. Allora, innanzitutto ritengo doveroso premettere in modo chiaro e inequivocabile che la mancata adozione di provvedimenti di equilibrio è equiparata, secondo la legislazione vigente, alla mancata approvazione del bilancio di previsione. È quindi obbligatorio entro il 30 settembre di ogni anno, di oggi, effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando tutte le misure necessarie per destinare il fregio in caso di disavanzo o di eventuali debiti fuori bilancio, per non incorrere nelle gravissime sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 193 del codice del decreto legislativo 267 del 2000. Preso atto di ciò, si rileva primo, che l'attuazione dei programmi deve ritenersi sostanzialmente rispettata e quindi completabile entro il termine dell'anno 2012. E secondo, che non vi è alcun disavanzo di amministrazione da rimediare, essendosi chiuso con un saldo positivo l'esercizio 2012. E dai dati della gestione finanziaria aggiornati al 18 settembre si evince un sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza in conto residui ed infine quarto, che non risultano attualmente debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili per i quali sia necessario provvedere allo stanziamento di ulteriori finanziamenti. Ciò premesso, le proiezioni di entrata al 31 dicembre non possono essere altro che confermative delle stime precedenti, tenuto comunque conto dell'importante principio di sostanziale equivalenza nell'attribuzione delle risorse previsto dalla legge di stabilità approvato quest'anno, cioè quindi del 2013. Vi sono stati quindi il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal competente organo di revisione economico-finanziaria sulla base del vigente regolamento per la contabilità, il parere di regolarità tecnica e contabile in base al regolamento dei controlli interni e il parere positivo del segretario generale in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Ma prima di passare alla proposta di delibera e quindi al di fuori di essa, mi preme far presente che nel corso della seduta della terza commissione consigliare di giovedì scorso, in accordo con la maggioranza e ovviamente con l'opposizione, se non ricordo male era stato il consigliere Bolina a far presente la cosa, è emersa una sorta di contraddizione tra l'obbligo al quale siamo oggi chiamati ad attestare lo stato di equilibrio economico-finanziario del bilancio ed una situazione di totale incertezza sulle risorse da assegnare ai comuni, incertezza che coinvolge sia le entrate da trasferimenti dello Stato sia la nota questione dell'IMU sull'abitazione principale. Si aggiunge inoltre il fatto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso è stato spostato al 30 novembre. In ragione di tale slittamento è evidente che molti comuni non saranno in grado di attestare la sussistenza degli equilibri come invece dobbiamo fare noi oggi, risultando pertanto quei comuni privi di un bilancio. Capite che è estremamente contraddittorio ammettere l'esistenza di enti come il Comune di Caule che, avendo temperato alla buona prassi di disporre per tempo di uno strumento programmatorio, si trovano obbligati all'adempimento dagli incerti contenuti, e questo l'ho fatto ovviamente entro il 30 settembre, e invece di altri enti che, incurati della necessità di verificare la propria attività e di relativi risvolti finanziari, pur nel rispetto pedissequo della norma, non si appongono nella posizione di dover verificare gli equilibri di bilancio e quindi la tenuta della loro situazione finanziaria. Questo detto, comunque si propone di attuare la seguente delibera, ovvero 1. Di approvare in base alle risultanze contenute nella relazione costituente l'allegato numero 1 del presente atto i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la correlata verifica sul perdurare o meno degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2013 e 2. Di dare altresì atto che primo non vi è alcun disavanzo di amministrazione dei penali essendosi chiuso con un saldo positivo l'esercizio 2012,
Dai dati della gestione finanziaria si dice una situazione di sostanziale equilibrio sia nella gestione di competenza che in conto residui. Terzo, non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili per i quali è necessario provvedere allo stanziamento degli ulteriori finanziamenti. E quarto, le proiezioni delle entrate al 31 dicembre sono formulate in attesa della determinazione dei criteri statali di compensazione delle variazioni incidenti sul gettito tributario alla luce del principio di sostanziale equivalenza nell'attribuzione delle risorse proprie o derivate sancite dall'articolo 1,380 della legge 288 del 2012. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Capogruppo Borin, prego. Grazie Presidente. Ringrazio anche l'assessore che ha dato voce ad un'esigenza espressa in sede di commissione, che sarebbe forse però opportuno, secondo me, e qui chiedo casomai l'intervento del Presidente, tradurre in una sorta di mozione con la quale questo Consiglio esprime la difficoltà, insomma, in questo momento per affrontare le questioni legate al bilancio e all'equilibrio di bilancio. Ciò non toglie poi che qualcuno esprimerà nel merito le proprie valutazioni, ma il punto sul quale penso tutti si possa e anche si debba convergere è che gli enti locali, e nello specifico il Comune di Carlo, si trova nella seria ed oggettiva difficoltà ad affrontare le questioni di bilancio. Grazie Capogruppo Borin, ma la mozione di cui parlava dovrà presentare? Non è una mozione come dire, tradotta in un testo che si possa come dire, consultare. Sono le 3 semplici parole con le quali l'assessore aveva espresso le problematicità del caso. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Fabio, prego. Sì, effettivamente questo può essere effettivamente, non so se voleva dire qualcosa. No, può essere effettivamente un impegno politico preso dall'amministrazione comunale, ovviamente sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Resta il fatto che comunque effettivamente all'interno di questa proposta di delibera non credo sia possibile diciamo indicare questo aspetto in modo scritto, però forse c'è la possibilità di fare qualcosa magari in qualche altro modo, non effettivamente all'interno della delibera. Grazie Assessore. Consigliere Fabio, prego. Allora, prendiamo dal dibattito in corso, dalle cose dette in commissione, dal testo stesso della delibera, ma anche dal parere del revisore dei conti, che questa verifica ha una scadenza di legge e in realtà si porta a delle conclusioni con riserva, perché vi sono delle incognite, delle incertezze che non dipendono dal Comune di Carlo, ma dipendono da fattori sovraordinati, diciamo, da decisioni che spettano al governo, al Parlamento, e quindi ci troviamo ad approvare un atto con riserva, appunto con un certo grado di incertezza, perché non sappiamo se in questo trimestre che ci rimane per finire l'anno, l'esercizio, alla fine di questo trimestre, se i conti saranno ancora riusciremo a garantire il pareggio di bilancio, o se invece si rivelerà necessaria una manovra correttiva, un assestamento di bilancio. Allora la mia domanda è questa: avete come amministrazione, quindi il settore economico e l'assessorato al bilancio, avete fatto una stima di quello che potrebbe essere lo scostamento nella peggiore delle ipotesi? Allora appunto la contribuzione o partecipazione al fondo di solidarietà e non arrivassero comunque gli importi compensativi per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa e i terreni agricoli, qualora si verificasse la peggiore delle ipotesi, di quanti soldi
stiamo parlando quindi di quale sarebbe l'ammanco delle entrate del bilancio comunale e come intendete, se esiste un piano per mettere una pezza e fare in modo che alla fine i conti tornino. Grazie consigliere Favaro, le risponde il sindaco. Si considera effettivamente la sua complessità, viene messa in luce anche dal revisore dei conti dell'inciso in cui del considerato in cui rileva, emerge che l'andamento delle entrate e delle spese e i loro prevedibili sviluppo fino alla fine dell'esercizio, seppur con le incognite che interessano ancora alcune consistenti voci di bilancio, quali trasferimenti statali o enti IMU e i loro trasferimenti compensativi da parte dello Stato, consente di permanere degli equilibri. La questione attenzionata dall'ufficio e dall'assessore di riferimento da tempo non è una situazione in cui versa il Comune di Caorle, è una situazione in cui versano 8.600 comuni italiani. Allora attendiamo tutti fiduciosi che arrivino provvedimenti corretti e tali da Roma per consentire all'amministrazione di sopravvivere, perché di sopravvivenza stiamo parlando, perché se venivano dati trasferimenti statali all'ente locale di riferimento al Comune di Caorle 5, 6, 7 anni fa, se non ricordo, nel numero di svariati milioni di lire, oggi di euro, e oggi ci troviamo nella situazione in cui ci danno 300.000 euro, è evidente che se ci tolgono anche una componente quale l'IMU o non ci danno i trasferimenti con il fondo di solidarietà, mettono in crisi tutte le amministrazioni pubbliche italiane, perché sia un tema politico ampiamente diffuso non solo oggi ma anche nei giorni che precedevano oggi. Diciamo che l'impostazione che l'ufficio ha dato, quando ancora io ero assessore al bilancio in sede di formazione del previsionale, teneva conto di quella che poteva essere forse la peggiore delle situazioni che ci attendevamo da Roma. Per cui se peggio di peggio non dovrebbe esserci, speriamo che arrivi qualcosa che metta l'amministrazione comunale in condizioni tali da poter risolvere la problematica legata all'aspetto che lei ha sollevato. Certamente quella componente di quel famoso fondo di solidarietà al quale più volte abbiamo fatto riferimento nelle discussioni in questo Consiglio comunale è rimessa all'esclusiva determinazione di Roma e quindi non siamo in grado oggi di capire, giusto per rispondere alla domanda, quale potrebbe essere la componente finanziaria che verrebbe a mancare nel momento in cui il Consiglio dei Ministri dovrebbe andare a decidere. Grazie Sindaco. Capogruppo Comisso, prego. Sì, grazie. Tralasciamo un attimo che sono gli effetti del federalismo nato male e cresciuto peggio. Io volevo un attimo tornare e chiedere all'assessore, prendo spunto appunto dal parere della revisione dei conti, che è relativo alla variante che abbiamo provato prima, ma che credo che possa essere applicato anche all'oggetto del punto della revisione. Questo punto qua che dice che in linea teorica il Comune rispetta il patto di stabilità. In linea teorica cosa vuol dire? Oltre a queste cose, a questi intoppi, diciamo così, dal punto di vista, siamo sicuri che il Comune di Caorle rispetterà il patto di stabilità e non dovrà, per esempio, ricorrere a quella forma di mutua solidarietà prevista dal patto orizzontale regionale e abbia bisogno per compensare, per far quadrare i suoi conti di quel patto orizzontale che dicevo prima. Noi non siamo stati tanto esperti di bilancio, ma come dire, qualche dubbio ci viene rispetto proprio alle cifre che vengono indicate. Grazie. Risponde il Sindaco. Ho appena detto che non siamo in grado di conoscere allo stato dell'arte ad oggi quale sarà la somma che lo Stato italiano restituirà al Comune di Caorle a titolo di fondo di solidarietà. Non conosciamo qual è
la somma, la componente di IMU che potrebbe essere lasciata. Purtroppo nel fare la legislazione nazionale i nostri governanti spesso si muovono in corso d'opera, no? Ma perché noi abbiamo già magari approvato il bilancio, ci cambiano le regole del gioco e quindi dobbiamo adattarci alla situazione determinata da un ente sovracomunale, in questo caso magari il Parlamento o il governo. Ad oggi non siamo in grado di dare questo tipo di risposta, questa motivazione, allora laddove il revisore dei conti fa riferimento alla linea teorica, è una linea teorica che si fonda esclusivamente su questo passaggio. Se il comune incassa ciò che è previsto da bilancio di previsione di voci entrate, allora si rispettano gli equilibri. Tutto là. Grazie Sindaco. Consigliere Fava, prego. Entrando nel merito dello stato di realizzazione dei programmi, per quanto riguarda la parte relativa alle spese, balza un po' all'occhio il fatto che due progetti in particolare vedono una bassa percentuale di importi impegnati rispetto allo stanziamento inizialmente previsto. Mi riferisco al programma amministrazione, gestione e controllo, che aveva uno stanziamento in bilancio di previsione di circa 13 milioni di euro e che ad oggi vede impegnati solo per modo di dire 5 milioni di euro, quindi circa il 40%. E poi mi riferisco al programma investimenti, per il quale il bilancio di previsione prevede uno stanziamento di circa 3 milioni di euro, impegnati ad oggi 240.000 circa, quindi poco meno dell'8%. Mentre gli altri programmi sono tutti, vedono cifre, somme impegnate per percentuali mediamente sopra il 75%. Chiedo dei chiarimenti in merito visto che appunto manca un solo trimestre per il completamento dell'esercizio, chiarimenti in merito a questo scarsità di fondi impegnati in questi due programmi. Grazie. Grazie consigliere Fava, le risponde direttamente al dirigente, dottor Corocchio. Sì, per quanto riguarda il primo programma gestione amministrazione e controllo, la differenza che noi impegnata sono una memoria di 4 milioni, trattasi del fondi di solidarietà che incide pesantemente su quella percentuale. Per quanto riguarda quello delle spese di investimento, il motivo quello del quesito precedente, cioè rispetto alle proprie stabilità. Di lì non ci muoviamo, insomma, stiamo andando avanti con opere finanziate anche per questi esercizi, non possiamo fare. Grazie. Consigliere Fava, Allora la domanda viene spontanea, mi riferisco agli investimenti. Perché inserire in un bilancio di previsione uno stanziamento esagerato quando già si sa in partenza che atto di stabilità e regole in vigore non permetteranno al Comune di avviare i progetti di opere pubbliche messi nel programma annuale. Quindi ci illudiamo tutti di approviamo un bilancio di previsione che pone delle previsioni abbastanza in parte irrealistiche con riferimento ovviamente alle opere pubbliche. Grazie. prego dirigente. Purtroppo il bilancio di previsione per la parte finanziaria e il patto di stabilità non sono esattamente la stessa cosa. Ci troviamo ad avere delle risorse che entrano, che sono date dalle opere di urbanizzazione, dalle alienazioni, dai trasferimenti di fondo capitale dalla regione, dall'Unione Europea, comunque devono trovare una corrispondenza della parte spesa e hanno vincoli di destinazione di fondo capitale. Troviamo delle stabilità che hanno natura monetaria, di flussi di denaro sostanzialmente, che non ci consente di far uscire questi soldi. Io non conto che è assurdo, avere i soldi in cassa non li possiamo spendere, ma credo che come lo sto dicendo io adesso non è come le volte sui giornali, come di tantissimi sindaci. Lascio la parola al sindaco. Sì,
Una questione è quella di mettere in previsione la possibilità di fare investimenti e quindi, come lei rilevato, c'è a pagina 13 questo problema dell'attuazione sotto quella voce del 38% specificatamente. Però la questione è strettamente correlata, come è stata messa in evidenza adesso ed è strettamente legata al patto di stabilità. Allora dovremmo aprire una discussione sul patto di stabilità, però mi limito semplicemente a ricordare, lo ricordo a me stesso, lo ricordo al Consiglio e lo ricordo soprattutto a quelli che ci dovranno dare gli strumenti per poter serenamente continuare l'amministrazione del Paese, che o il patto di stabilità viene almeno allentato per il 2014 oppure veramente vengono messe in croce le amministrazioni, perché se il Comune di Caorle ha 4,5 milioni quasi bloccati dal patto di stabilità, con tutte le conseguenze in termini di investimenti sul territorio, capacità occupazionale, perché se facciamo gli appalti per le opere, le imprese lavorano, sono dipendenti con la famiglia, attivano i consumi. Ma a Caorle 4,5 milioni, proprio guardano 6 milioni, Chioggia, che volte della legge speciale per Venezia, ha 45 milioni di euro bloccati per questa stabilità. Solo Chioggia riattiva, permettetemi la provocazione, l'economia del territorio. Quindi questo è un importante messaggio che dobbiamo dare. Pare peraltro che sono dai canali informativi che arrivano agli uffici, forse c'è questa presa di posizione per il 2014 di poter in qualche modo avvicinarsi a un allentamento del patto di stabilità. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi mettiamo i voti. Voti favorevoli? 10 voti favorevoli, voti contrari? 5 voti contrari. Il punto viene approvato. Passiamo ora al nono punto all'ordine del giorno, modifica il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico del relativo canone. Relazione dell'assessore Peso. Grazie. Questo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico del relativo canone è approvato con legislazione copia del 515 del 22/12/98. Dato atto che si chiede necessariamente apportare al suddetto strumento normativo alcune modifiche al fine di rendere adeguato alle effettive esigenze dell'utenza e di conformare maggiormente alle disposizioni di settore. Vista la proposta di modifica elaborata dagli uffici ritenenti pareri di regolarità, ho lettura, se siete d'accordo, delle modifiche degli articoli e quelli sono stati approvati oppure modificati. Articolo 1, oggetto del regolamento, soppressione del secondo comma. Articolo 3, nuova formulazione, e quindi è fatto divieto chiunque di occupare il suolo pubblico ovvero privato e gravati da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante senza specifica concessione comunale, rilasciata dalla competenza ufficio del comune su richiesta dell'interessato. Per le occupazioni occasionali si rinvia a quanto disposto al successivo articolo 9. Articolo 4, occupazioni d'urgenza, abrogazione. Articolo 8, nuova formulazione. E così segue. Esecuzione di lavori ed opere edili. Quando per l'esecuzione di lavori di opere edili sia necessario occupare il suolo pubblico per l'allestimento di un cantiere, dovrà essere presentata richiesta al comune utilizzando l'apposito stampato disponibile nel sito internet istituzionale. L'occupazione è subordinata al rilascio della concessione previo versamento del canone del deposito cauzionale nelle misure stabilite dal vigente regolamento per l'allestimento dell'esercizio dei cantieri edili. Articolo 9 con la nuova formulazione. Sono occupazioni occasionali di pronto intervento quelle necessarie per effettuare piccole riparazioni, lavori di manutenzione di allestimento, soste operative, traslochi, manutenzione del verde ed operazioni similari, mediante l'utilizzo di edilizi, aree, scale a mano, mezzi operativi di durata massima giornaliera non superiore alle 8 ore, nel rispetto degli orari indicati sia dal vigente regolamento comunale in materia per cui sia prevista la rimozione degli allestimenti di termine del periodo di occupazione. Tali occupazioni sono soggette alla preventiva comunicazione da effettuarsi con apposito stampato che è sempre disponibile da trasmettere oltre al comune comando di polizia municipale 3 giorni prima della data di inizio dell'occupazione. Il
Comando di Polizia Municipale si riserva di formulare eventuali osservazioni e precisazioni sulle modalità operative e potrà comunque accogliere comunicazioni in deroga al termine di cui al comma precedente, qualora per tali occupazioni non sia necessario effettuare un sopralluogo in sito. Articolo 12, revoca della concessione. Al secondo comma vengono soppresse le parole in relazione a quanto previsto dal piano di occupazione suolo pubblico che verrà redatta dall'amministrazione comunale. Articolo 19, occupazioni per attività edilizie, ponteggi e cantieri temporali, approvazione. L'articolo 26, esenzioni, vengono soppresse le lettere E e G. Lettera H, nuova formulazione. Tutte le occupazioni occasionali meglio descritte al precedente articolo 9 relative ad arricchimenti e lavorazioni della durata massima di una giornata, contenute nel limite massimo di 8 ore nell'ambito dello stesso. Lettera K, le parole occupazioni effettuate con balconi, verande, window e simili infissi di carattere stabile vengono sostituite dalla parola occupazioni con passi carrabili. Quindi si chiede di approvare il testo del regolamento aggiornato. Grazie Assessore. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo ai voti. Mettiamo ai voti, voti favorevoli. 10 voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti, 5 astenuti. Il punto viene approvato con 10 voti favorevoli e 5 astenuti. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, mozione avente ad oggetto istituzione di un collegamento con servizio che viene incardinato di traghetto d'uso ciclo pedonale tra Cavolo Capoluogo e Valle d'Este Rossa. Capogruppo no? Prego. Siccome intervengo io perché sulla questione avevo chiesto io il rinvio questa questione avevo deciso, avevo anche comunicato ai capigruppo che non volevo entrarci più minimamente, poi devo dire che mi sono ricreduto solo su una questione, e il collegamento con traghetto e l'istituzione di questo traghetto pedonale è una volontà, mi sembra di aver capito, di tutto il Consiglio Comunale, però sulla questione ci sono metodi diversi per fare questo tipo di realizzazione. Quindi a margine delle commissioni la mia intenzione era quella di leggere la mozione così come era stata presentata dall'assessore Veroni, però ho consegnato al capogruppo un nuovo testo che formalmente ricarica tutto quello che nelle parti preliminari ricarica tutto quello che il consigliere Borini aveva proposto. È chiaro che, come avevo prima la volta scorsa detto, qui c'è un po' uno scarso rapporto con la località di Brussa. E io questo rapporto intendo consolidarlo soprattutto con coloro che formalmente in questa località risiedono, vivono e sono partecipi attivi dal punto di vista economico e quindi anche dal traghetto devono averne il giusto riscontro. Quindi i due punti. Io ho innanzitutto nella gestione dello scritto ho sempre voluto mettere prima la citazione Brussa rispetto a Valle Vecchia e ho tagliato, questo è il termine giusto perché così è stato, ho tagliato i riferimenti al parco naturale dove si dava atto che, considerato che,
e formalmente dove si parla, e quindi la questione, il nocciolo fondamentale avviene voi avete, io leggo quello che vi avevo dato inizialmente. Quindi, oggetto istituzione, questa è la mia proposta di modifica. Oggetto istituzione è un collegamento con servizio di via navigabile di traghetto a uso ciclopedonale tra Caore, Capoluogo, Falconera e le zone di Brucia e Valeria. Permesso che nel territorio del comune di Caore, alle foci del fiume di Venezia, nel periodo di stagione balneare, è ormai attivo da anni un servizio di collegamento per via navigabile con un traghetto tra Caore, Capoluogo e Porto Santa Margherita, tenuto conto che analogo servizio manca per il collegamento fra Caore, Capoluogo, Falconera e Brucia e Valle Vecchia, considerato che per raggiungere la località di Brucia e l'area di Valle Vecchia lungo le strade urbane e provinciali devono essere percorsi circa 30 km e analogo percorso devono effettuare i cittadini residenti in suddette località per raggiungere il capoluogo, mentre con un collegamento per via navigabile con traghetto le distanze verrebbero notevolmente ridotte. E poi qua comincia le modifiche. Visto che, come per il servizio di collegamento per via navigabile tra Caore e Porto Santa Margherita, anche per il collegamento con Brucia e Valle Vecchia vi è l'esigenza di assicurare un servizio importante per la mobilità urbana di tipo ciclopedonale, in particolare per i positivi risvolti turistici che esso può provocare, contestualmente al rafforzamento e all'adeguamento delle strade sterrate in Valle Vecchia e il previsto sviluppo di Brucia con un'auspicata struttura ricettiva all'aperto, valutato che al pari del collegamento con Porto Santa Margherita e quello con Brucia e Valle Vecchia contribuirebbe all'integrazione socio-economica e di comunicazione tra le due zone, oltre alla valorizzazione della suddetta zona a protezione speciale e sito di importanza comunitaria e di particolare pregio ambientale, rendendola fruibile e soprattutto visitabile da moltissimi turisti che frequentano la nostra località balneare senza dover percorrere quasi 30 km in automobile, ma rivolgendo l'attenzione a quei visitatori particolarmente attenti alla natura e ai percorsi ambientali che sono tra i progetti e i programmi finanziati e concertati in ambito locale. Qui c'è già un'attività in questo senso. Tutto ciò premesso, si propone la presente mozione affinché il Consiglio Comunale impegni il Sindaco della Giunta a promuovere ed intraprendere nei tempi più rapidi e previo avvio delle necessarie eventuali conferenze di servizi con tutti gli enti coinvolti un'azione politico-amministrativa reale e concreta atta ad istituire il collegamento per via navigabile per servizio di traghetto tra Caore e Capoluogo e Brucia con le sue diramazioni valide. Dopo signor Sindaco si chiede perché non si alza quando non l'audio. Questo è il motivo. Grazie Presidente. In questo testo mi consente. Sta parlando il consigliere. Sta parlando ancora. Capogruppo Borini. Non voglio rubare la parola al capogruppo Zanoma, visto e considerato che ci eravamo lasciati al precedente Consiglio Comunale dove di fatto avevamo già concordato anche un testo che nella sostanza è quanto ha appena detto anche il capogruppo Tonò. Mi preme però sottolineare un aspetto. Il testo che avevamo trovato nella sospensione dei lavori della seduta di Consiglio Comunale in seduta di capigruppo era un testo concordato ed è un testo sul quale peraltro penso di poter osservare che il capogruppo Tonò abbia potuto, ma immagino sia la volontà della maggioranza, introdurre la proposta di un emendamento aggiuntivo, quindi introdurre quell'inciso nella sostanza che parte da in particolare per i positivi risvolti turistici eccetera eccetera, finendo con l'auspicata struttura ricettiva all'aperto. Ora, l'ha detto prima anche il capogruppo Tonò che
nella sua opera di bonifica, se il termine che ha utilizzato è corretto, è stata epurata la proposta di ordine del giorno da noi presentata, togliendo l'auspicato parco. Ora io penso che nella logica anche di un ripristino di quella che era l'intenzione e la volontà espressa in sede di capigruppo durante il precedente Consiglio Comunale, si possa del pari emendare ulteriormente togliendo come l'auspicata struttura ricettiva all'aperto e terminando auspicabilmente con i risvolti turistici, laddove ciò non sia possibile, il previsto sviluppo di Brussa. Ciò lascerebbe integre le aspettative delle rispettive parti, ma potrebbe finalmente portare all'adozione di quello che secondo me è un importante segnale dato alla cittadinanza, trattandosi nella sostanza, questo punto all'ordine del giorno, del primo vero punto delibera di indirizzo politico e amministrativo, perché bene o male finora abbiamo dato seguito a provvedimenti che erano di fatto già stati decisi nel passato, piuttosto che mere questioni di bilancio. Ma il vero primo punto che questa amministrazione può portare a casa è in effetti questo. Quindi io penso e auspico che la maggioranza possa convergere su questa richiesta di togliere quest'ultimo inciso citato con l'auspicata struttura ricettiva all'aperto, sia perché è incompatibile con quanto finora abbiamo sempre dichiarato, ci siamo sempre proclamati contrari, sia perché togliendolo di fatto, lasciando integre le aspettative di sviluppo di quella parte del territorio che anche con l'ordine del giorno che abbiamo proposto si vuole ricongiungere il più possibile al capoluogo, si possa realizzare. Grazie Capogruppo Boré. Capogruppo Donò, prego. Solo una precisazione, cioè qual era la Se lo faccio vedere andiamo. No, ho capito quello che lei vuole stracciare, ma quello che portiamo a casa, lei mi stava dicendo, è un primo obiettivo, che obiettivo però? No, è il primo atto di indirizzo politico-amministrativo effettivo che non sia ancorato a progetti che partono da lontano, in un modo o nell'altro delibere che altro non sono che la finalizzazione di cose decise da altri, nelle passate consigliature. Questa è la prima vera novità che questa amministrazione potrebbe realizzare. Grazie Capogruppo Boré. Capogruppo Zanò, prego. Devo fare alcune considerazioni, cioè ho l'impressione che qua interessi a pochi effettivamente il servizio di traghetto tra Porto Falconera e la Brussa, che tutto è stato trasformato in qualcosa di interesse squisitamente politico o quantomeno in previsione di particolari evoluzioni che possono avere i territori della Russia o altri. Tra l'altro, quello che mi piace è che c'è un interesse così straordinario per questo traghetto per sviluppare in qualche modo la ricettività della Russia, si è del tutto trascurato, cioè non c'è una visione globale del problema dei traghetti, no? Per esempio, l'ultima volta mi hanno permesso